Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 30 settembre 2021. Campagna vaccinale coronavirus, sono oltre 275.000 le dosi di vaccino finora somministrate in provincia di Belluno. L'87% dei residenti sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose, ciclo completo per il 76,9%. Mancano all'appello ancora 35.000 persone, soprattutto nelle fasce di età tra i 40 e i 49 anni e tra i 30 e i 39. Ieri intanto è iniziata la somministrazione delle dosi di richiamo alla casa di riposo di Agordo. Oggi sarà il turno delle residenze per anziani di Limana, Serena e Darsier. Sempre ieri circa una sessantina di over 80 hanno ricevuto la terza dose nei drive-in territoriali con accesso libero. Indaga la polizia postale su un possibile adescamento di minori che sarebbe avvenuto ai danni di alcune ragazzine bellunesi, studentesse della scuola media Nievo. Proprio l'istituto, a seguito delle rivelazioni delle alunne, ha inviato una email ai genitori degli iscritti per mettere in allerta sull'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, le giovani sarebbero state contattate su Instagram da un profilo privato e sconosciuto che avrebbe rivolto loro delle richieste di dati personali e immagini intime. È stato ritrovato ieri mattina senza vita Roberto Tabacchi, 65enne di Pieve di Cadore, che risultava scomparso da martedì. L'allarme era scattato proprio martedì alle 13:30 dopo che l'uomo non aveva fatto rientro a casa. Purtroppo i vigili del fuoco lo hanno trovato morto nei pressi della sua abitazione. Nuove scosse di terremoto ieri tra Miana e Valdobbiadene nel Feltrino, 21 in tutto i movimenti rilevati tra ieri e martedì, tra cui una scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 16:20 di ieri. Fortunatamente nessun danno a persone e a cose. Pubblicato dal Ministero per gli Affari Regionali il bando del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate e confinanti con le regioni a statuto speciale, il cosiddetto Fondo Letta. Quasi 13 milioni di euro a disposizione dei comuni confinanti con il Friuli Venezia Giulia, 27 i potenziali beneficiari tra il bellunese, il trevigiano e il veneziano. In provincia di Belluno, in particolare, sono 12 territori interessati. Si tratta di Alpago, Chies d'Alpago, Domegge, Longarone, Lorenzago, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, Santo Stefano, Soverzene, Tambre e Vigo. Le risorse del fondo potranno riguardare interventi infrastrutturali relativi a valorizzare e salvaguardare l'ambiente, ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie di edifici pubblici, risparmio energetico, miglioramento della viabilità comunale e intercomunale, realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi, servizi sociosanitari, assistenza sociale, servizi scolastici, trasporto, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, diffusione dell'informatizzazione e implementazione dei servizi di e-government, telecomunicazione, promozione di turismo, settore primario, attività artigianali tradizionali e del commercio di prodotti di prima necessità e ancora attività di orientamento per le imprese sull'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali. Passiamo allo sport, calcio. In scena ieri sera l'ultima giornata dei giorni di Coppa Veneto, in campo le formazioni bellunesi della promozione alla seconda categoria per le sfide decisive ai fini del passaggio del turno. In promozione fuori sia Cavarzano Limana che Fiori Barpamas, sconfitte rispettivamente dal Santa Lucia e dal Conegliano, in entrambi i casi con il risultato di 2-1. In prima categoria terzo successo in altrettante gare per il Longarone Alpina, che già forte comunque del passaggio alla fase finale ha superato 3-1 il Cadore. Passa alla fase successiva anche l'Alpago, vittorioso 3-2 sul San Martino Colle, 0-0 invece tra Borgo Valbelluna e Schiara, con gli zomellesi che salutano la manifestazione. In seconda, dove staccavano il pass solo le prime classificate di ciascun raggruppamento, si qualificano la Fulgor Farra, il Gemelle e l'Arsie. Infine l'hockey, in campo questa sera l'Afro Cortina. Dopo i 2 KO consecutivi contro Salzburg e Gelsenkirchen, gli ampezzani affronteranno all'Olimpico il Vipiteno. Match al via alle 20:30. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsyquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.